È un ospedale di riferimento a grandi tecnologie, 40 milioni di investimenti, piastre operatorie, terapie intensive nuove e poi lo si vede, tecnologia degna di un grande ospedale universitario. Questo è un investimento fatto per Feltre, ma non solo, per tutta la montagna. Da sempre centro di riferimento non solo per il Feltrino, il Santa Maria del Prato cambia pelle con una maxi operazione di restyling che ha riguardato strutture e macchinari, segnando un ulteriore passo nel rilancio complessivo dell'ospedale. È così che la nuova rianimazione comprende 6 box di ricovero per terapia intensiva con il pieno controllo del microclima e altri 2 box per pazienti infettivi e immunodepressi. Il nuovo gruppo operatorio invece è composto da 7 sale operatorie con una nuova zona di induzione e risveglio centrale per 12 pazienti e poi la patologia neonatale ristrutturata e messa a norma con 4 posti letto di terapia semi-intensiva. Per Zaia il modo migliore per confermare coi fatti il primato della sanità pubblica. Noi abbiamo sempre investito, continuiamo a investire affinché il pubblico resti in assoluto riferimento per i cittadini dal punto di vista sanitario, l'abbiamo dimostrato anche con la vicenda coronavirus. Rianimazione e gruppo operatorio si trovano all'interno del centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica gastroenterologica. Non a caso i nuovi lavori sono stati dedicati al dottor Michele De Boni, storico primario della chirurgia oncologica, scomparso a gennaio. Mi pare insomma che sia anche un degno coronamento e un riconoscimento per l'enorme impegno che il dottor De Boni ha sempre riposto per far decollare, per far consolidare questa realtà. Una giornata che sarebbe stata il coronamento per l'impegno dello stesso De Boni, di certo una giornata importante per il territorio. Oggi è sicuramente una giornata di festa, credo, non solo per l'azienda, ma per tutto il territorio, per tutte le genti delle nostre vallate.